Sempre più urgente la riforma delle IPAB, attesa in Sicilia da 15 anni e che oggi pone queste strutture sotto l'attacco anche della burocrazia. Infatti abbiamo voluto dare enfasi anche al fatto che all'interno del servizio 7 ultimamente stanno avvenendo delle valutazioni, diciamo, un po' discrezionali, delle applicazioni discrezionali della legge e quindi anche un trattamento di disparità tra le strutture che ci appare insopportabile quanto ingiusto. Chiaramente tutti devono assumersi la propria responsabilità. Il governo regionale da più di 2 anni annuncia, proclama la riforma, ma non l'ha ancora portata in commissione, e contestualmente i deputati e tutti i gruppi parlamentari, compreso il mio, abbiamo presentato una riforma di legge. Quindi il potere legislativo viene mortificato da un governo che prende tempo lasciando lo status quo e lo stato di fatto. Nel frattempo la burocrazia, quella più insopportabile, quella più ingiusta, fa il bello e il cattivo tempo in maniera discrezionale e le strutture languono, il tutto in un contesto di welfare che oggi si pone come uno dei primi argomenti di cui trattare, perché c'è un grande bisogno di servizi, c'è un grande bisogno di attenzione verso le fasce più deboli, e le IPAB, che nelle altre regioni sono strutture all'avanguardia, chiamate aziende servizi alla persona, strutture all'avanguardia che riescono a collocarsi all'interno dei servizi sociali in maniera autorevole, qui in Sicilia sono mortificate e spesso infangate dalle dicerie che sminuiscono il ruolo, tutto a favore dei privati. Che abbiamo verificato che a parità di requisiti tra alcune strutture prese a campione a seguito dell'accesso agli atti, alcune strutture si sono viste approvate il piano di rientro decennale, altre invece bocciate. Alcune strutture hanno avuto con questi stessi requisiti accesso a questo contributo che, seppure esiguo, costituisce per i lavoratori che tuttora continuano a lavorare, ci tengo a ribadirlo, questi non sono lavoratori che non lavorano e prendono lo stipendio, questi sono lavoratori che si occupano degli anziani e degli inabili e dei minori nel territorio, nelle loro strutture. Altre strutture non ricevono questo piccolo contributo che potrebbe andare a compensare le decine di stipendi che aspettano. Ecco, è molto comodo da un ufficetto di Palermo pensare di poter in maniera discrezionale dare o non dare. A questo deve essere fatta luce e l'assessore al ramo spero voglia finalmente sentire e ascoltarci, perché la situazione si protrae da parecchio tempo ed è già stato messo a conoscenza di questi fatti.